Alleluia. Ormai la Bibbia anche è digitale. Però sapete una cosa, io amo la carta. Gloria a Dio, non è che c'è qualcosa di male se uno legge in digitale, per carità. Però non lo so. La carta è carta, è sempre stato così. Però gloria a Dio anche per la parola che si trova anche in internet, in digitale. Alleluia. Ci testimonia quanto vero sia quello che dice Gesù. D'altronde Lui è verità. Cielo e terra passeranno, ma non la mia parola. Amen. Ancora oggi è il libro più venduto, più letto. Non c'è nessun altro libro che è diffuso come la Sacra Bibbia. Molti hanno tentato di distruggere la Bibbia al tempo del nazismo, del fascismo. Chi aveva una Bibbia veniva perseguitato, e poi raccoglievano queste Bibbie, le strappavano, le bruciavano. Sapete? Ma ancora oggi c'è la Bibbia. Amen. In molte nazioni è un reato possedere una Bibbia. Leggere la Bibbia è un reato. Però in quelle nazioni la Bibbia è diffusa sempre. Gloria a Dio per la sua parola. Amen? Amen. Vogliamo leggere insieme la parola di Dio, così come la troviamo scritta in Matteo capitolo 25. Leggeremo una parabola, la parabola delle 10 vergini. Gloria al Signore. Matteo capitolo 25, dal primo verso fino al verso 13. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi. È bello vedere la Chiesa che ha rispetto per la parola. La parola è al centro del nostro culto. È e rimane il centro del culto. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso la mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. All'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Amen. Amen. Accomodatevi. Gloria al Signore. Gesù ritorna. Amen. Alleluia, è una promessa. E tutte le promesse del Signore sono sì ed amen. E noi abbiamo toccato con mano le promesse del Signore. Qualche promessa l'abbiamo toccata con mano. La salvezza,
Amen? Il suo figliolo Gesù, che è venuto nel mondo. Amen? La sua morte, la sua risurrezione è già promessa del Vecchio Testamento. La salvezza è una promessa. Amen? Siamo certi della salvezza, vero? Gloria a Dio. Lo Spirito Santo. Alleluia. E ancora c'è questa promessa. Il suo ritorno. Amen. Gesù ritornerà. Ed è un messaggio che dobbiamo annunciare forte più che mai in questi tempi. Gesù ritorna. E io dico, sei tu pronto? Perché egli ritornerà. Alleluia. Gesù racconta questa parabola per far comprendere che egli sarebbe andato in cielo, ma poi sarebbe anche ritornato. Alleluia. Non tornerà come un bambino, come è venuto la prima volta. Ritornerà nella sua gloria con la sua gloria. Ritornerà dal cielo. Amen? Amen. Gli angeli dissero ai discepoli, quando lo hanno visto salire in cielo, ed erano rimasti così a guardarlo meravigliati. Perché vi meravigliate? Questo Gesù che vi è stato tolto ritornerà nella medesima maniera dal cielo. Amen? Amen. E noi stiamo aspettando dal cielo il ritorno di Gesù. Lo scopo di questa parabola è di vegliare. Vegliate dunque, è l'ultimo verso che abbiamo letto. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Gesù potrebbe arrivare da un momento all'altro. E dopo, quando lui ritornerà, la porta sarà chiusa. Ma qual è questa porta che sarà chiusa? La porta della sua grazia, della sua salvezza. Perché c'è un tempo favorevole. E questo è il tempo favorevole per accettarlo nella propria vita. Dopo, quando lui ritornerà, sarà troppo tardi. Alleluia. La parabola racconta di queste 10 vergini che rappresentano tutta la Chiesa. Però notiamo che 5 erano avvedute e 5 non lo erano. Però tutte e 10 si addormentarono. Alleluia, vogliamo stare attenti a non addormentarci. Siete d'accordo? Amen. Restiamo svegli, spiritualmente parlando. Dobbiamo vivere come il Signore dovesse venire da un momento all'altro. Potrebbe venire stasera, ora mentre facciamo il culto. Bellissimo. Potrebbe venire domani. Ogni momento è possibile. Gesù ritornerà, gloria a Dio. Quanti credono in Gesù devono costantemente esaminare la propria condizione. Cioè, se il Signore venisse adesso, ora, io sono pronto ad andare con Lui, andrò con Lui. È una domanda alla quale solo ognuno di noi può rispondere, per quanto riguarda se stessi. Amen. Sono pronto? Beh, se lo desideri il ritorno di Gesù è un buon segno. Ma costantemente devi e dobbiamo studiarci come essere pronti. Dobbiamo sempre verificare la nostra condizione spirituale alla luce della sua venuta improvvisa. I credenti devono rimanere fedeli al Signore in ogni tempo. Amen. Soltanto in questo modo potranno essere pronti per andare con Gesù ed essere accolti da Lui quando Egli verrà. La mancanza di una vera e profonda relazione con il Signore significherà l'esclusione dal suo regno.
è necessaria una relazione. Lo sposo e la sposa hanno una relazione, è vero? È un rapporto fatto di dialogo, di comprensione, si ascolta, poi si parla, oltre al contatto. Alleluia, dobbiamo avere un contatto spirituale con il Signore. Amen. Non dobbiamo affidarci alla religione. Non dobbiamo affidarci alla Chiesa. Siamo noi la Chiesa. Dobbiamo affidarci a Gesù. Siamo noi a fare la differenza. Sono le nostre scelte. Sono quello che vogliamo veramente. La differenza tra le 5 vergini stolte e le 5 avvedute è che le stolte non capirono che il ritorno del Signore sarebbe stato inatteso. C'è tempo, pensate. Quelle avvedute invece, intanto faccio scorta, la loro avvedutezza fu in questo. Ho dell'olio, ma intanto faccio scorta, ne assimilo ancora, non si sa mai. Le stolte invece, ancora c'è tempo, sta ritardando, mi darà ancora tempo. Non pensare di avere tempo, perché il tempo non appartiene né a me né a te. Sai chi è il Signore del tempo? È il nostro Dio. Lui è il Signore del tempo. Amen? Gloria al Signore. Taluni credenti saranno impreparati, è inevitabile, ma Gesù non aspetterà che tutti siano pronti. Amen? Possiamo dire amen? Quando Gesù ritornerà, non aspetterà che tu sia pronto. Quando Egli avrà deciso di ritornare, Lui ritornerà e nessuno lo fermerà. Nessuno ha mai fermato l'opera di Dio. Nessuno fermerà il ritorno di Gesù. Tutte e 10 si addormentarono, ma le 5 avvedute avevano la scorta dell'olio. La scelta iniziale è una cosa, ma rimanere fermi sulla decisione di servire il Signore è un'altra cosa. Essere pronti al suo ritorno richiede perseveranza e consacrazione. Perseveranza e consacrazione. Perseveranza e consacrazione. Ma perché ripeti sempre perseveranza e consacrazione? Perché molti iniziano, ma non finiscono. Non riescono a tagliare il traguardo, si fermano. E la consacrazione è importante, perché la purezza piace a Dio. Stiamo parlando di vergini, purezza. Dobbiamo essere puri davanti a Dio. Amen. Amen. Gloria al Signore. Se i credenti non sono impegnati nel servizio e non crescono spiritualmente, o se pensano che è tardi a tornare il Signore, il senso dell'attesa diminuisce. È qualcosa di inevitabile perché siamo umani. C'è un senso di attesa che ti spinge a stare attento a te stesso, vegliare su te stesso. Ma se trascurare l'opera di Dio, il servizio, la lettura della parola, la preghiera quotidiana, la preghiera, l'affidare la propria vita al Signore, se viene a mancare questo, viene a mancare tutto. Il senso dell'attesa si perde. Bisogna mantenere alto il livello di attenzione. Che ne dite? Amen. Amen.
Vi ricordate quando Gesù, prima di essere arrestato, disse ad alcuni dei suoi discepoli: venite a pregare con me? Vi ricordate questo episodio? Giacomo, Pietro e Giovanni andarono con lui. Statevi qui, mettetevi qui e pregate. Sì, amen, gloria a Dio. Sì, maestro, gloria a Dio, amen. Gesù si allontana e prega da solo. Ha bisogno di stare da solo con il Padre. È vero che era vero Dio, ma in quel momento era anche uomo. Gesù è stato vero uomo e vero Dio insieme. Spiegarlo non è impossibile, ma sappiamo che Dio fa cose impossibili e può fare tutto quello che gli piace. Ha preso forma umana. In quel momento era uomo, ma c'era anche Dio che continuava ad essere Dio. E nel suo uomo interiore, lui, vedendo quelle sofferenze, è quel momento nel quale doveva essere abbandonato dal Padre. Soffrì, fu combattuto. E chiese aiuto a questi discepoli: pregate con me. Finì di pregare, tornò da loro e li vide addormentati. Non so quanto tempo ha passato in preghiera, non c'è scritto nella parola, non lo so. Sarà stato 20 minuti, mezz'ora, un'ora, non lo so. Ma io so che comunque li trovò addormentati. Eppure, sì, venite con me a pregare. Sì, oh, certo. E invece nell'attesa li trovò addormentati. Alleluia. Signore, risvegliaci. Amen? Amen. La Chiesa deve essere sveglia. Dobbiamo desiderare un risveglio. E ci sarà un risveglio. Ci sarà un risveglio proprio prima del ritorno di Gesù. A mezzanotte ci fu un urlo: uscite ad incontrare lo sposo. Tutte si svegliarono. Questo risveglio ha preannunciato il ritorno. Noi aspettiamo un grande risveglio mondiale, personale, mondiale. Amen? Amen. E ci sarà. Gloria al Signore. A mezzanotte, quando tutti dormono, ci sarà questo urlo: uscite ad incontrare lo sposo. Amen. Alleluia. E tutti presero quello che dovevano prendere, la lampada. Alleluia. Le avvedute avevano la lampada accesa e insieme avevano anche della scorta, perché quando si finiva l'olio in quella lampada accesa potevano aggiungere l'olio che avevano di scorta. E invece le disavvedute, no. E adesso vediamo se ce ne prestano. Oh, dateci un po' del vostro olio. No, non possiamo. Noi non possiamo aiutare nessuno. Non possiamo portare con noi nessuno in cielo. Ma possiamo dare alle persone una possibilità nell'annunciare la salvezza in Cristo Gesù. Siete d'accordo? Amen. Poi dipenderà dalla loro scelta. La salvezza dipende solo da noi. Gesù è pronto a salvare. Gesù vuole salvare. La decisione spetta a noi. Gloria al Signore. Le 5 avvedute, nonostante si fossero addormentate come le altre, potevano avvalersi della scorta dell'olio. L'olio della parabola rappresenta la fede viva. Nella parola di Dio
L'olio raffigura lo Spirito Santo, ma in questa parabola è un insieme, è una pienezza di spirito, è una fede viva, amen, è la giusta comunione con Dio. Siete d'accordo? Alleluia. È la presenza costante dello Spirito Santo. Purtroppo ci sono credenti intermittenti. Si accendono e si spengono, si accendono e si spengono, si accendono e si spengono. Si accendono e si spengono, si accendono e si spengono. Signore, dacci costanza. Amen. Accesi fino al tuo ritorno. Amen. Accesi, amen, Amen. per illuminare noi stessi e coloro che ci stanno attorno. Alleluia. Se vogliamo essere pronti come le avvedute, la nostra vita deve essere pura, ripiena di fede, ripiena di giustizia, che vengono solo dallo Spirito Santo. Amen. Alleluia. Perché sapete qual è poi la conseguenza dell'essere stati troppo superficiali? Che poi, Signore, ti prego, aprimi. La porta è stata chiusa. Vedete, non potremo mai ricriminare a Dio e dirgli: tu non mi hai dato tempo. Una cosa che non potremo mai dire davanti a Dio è: non ho avuto tempo. Purtroppo me lo sento dire sempre, non ho tempo. Vieni in chiesa, non ho tempo. Facciamo quello, non ho tempo. Una cosa è dirlo a me che non hai tempo. Una cosa è quando il Signore poi chiuderà la porta. E tu non potrai dirgli: no, tu non mi hai dato tempo, ma la porta è stata aperta per tanto tempo. Sei stato tu disavveduto. Le altre sono entrate. Avevo la scorta. Dov'è la tua scorta? No, avevo già l'olio nella lampada, ma si è consumato. Signore, facci essere avveduti. Amen. La porta è ancora aperta. Oggi ancora la porta è aperta. Fino a questo momento la porta è aperta. Questa mattina tu trovi una porta aperta. Se tu vuoi entrare per questa porta, ti sentirai dire: entra benedetto dal Padre mio. Entra benedetto dal Padre mio. Mi sei stato fedele in poca cosa? Ecco, tutto ciò che è mio è tuo. Amen? Amen. Guardate che davanti a Dio non potremmo vantare un curriculum o delle note: beh, io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho predicato, ho testimoniato, ho fatto dei chilometri. Il Signore sa tutto. Lui lo sa. E non è quando mi presenterò e gli dirò: guarda, vedi, io ho fatto questo, ma quando tu l'hai fatto io ho visto. Ho visto quello che hai fatto, ho visto quello che non hai fatto. Un giorno il Signore ti dirà: ho visto anche la motivazione per cui l'hai fatto. Lui ci giudicherà. Per quello che abbiamo fatto, per quello che non abbiamo fatto. Io voglio fare un appello: mettiamo al sicuro la nostra vita. Amen. Salviamoci. Accettiamo l'invito del Signore, di accettarlo nel proprio cuore. Alleluia. L'eternità non è qualcosa che è lontano a noi. Non perdere tempo. Soprattutto giovani, no? Non ora. Sono giovane. Sapete quante volte l'ho sentito dire? Non ora. E grazie a Dio ho visto anche dei giovani accettare il Signore. Alleluia, dei giovani essere battezzati nello Spirito Santo, crescere nelle vie del Signore e condurre una vita in crescita, no? In cammino spirituale, e poi servire il Signore e continuare a servire il Signore. Ho sentito anche chi mi ha detto:
non ora, poi so che il Signore è buono, so che questa è la strada giusta, io so, e allora se sai, non ti rendere colpevole davanti a Dio. Una cosa è che non sai, ma una cosa è che se sai, c'è una colpevolezza. Salviamoci. Amen. Accettiamo Gesù nella nostra vita. Gesù ritornerà. Amen. La porta sarà chiusa. E poi saranno celebrate le nozze dell'agnello. Amen. Poi ci sarà un periodo di grande tribolazione, ma questa promessa è per noi. Non è per quelli che saranno dopo la grande tribolazione, è per noi che stiamo aspettando. Noi non siamo ancora nella grande tribolazione, siamo in un principio di grandi dolori, noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù. Egli vuole farci scampare da quel periodo di grande tribolazione. Dipende da noi la scelta, accettiamo o no. Io voglio dire, Signore, io voglio stare con te per l'eternità, mettimi al sicuro, voglio vivere con te e voglio vivere per te oggi. Alleluia, gloria a Dio. Purtroppo non tutti si salveranno. Gloria al Signore. Vogliamo pregare per i perduti, ma veramente, con un cuore veramente prostrato davanti a Dio. Vogliamo pregare per i nostri cari. Alleluia. Io non so se ci sarà coscienza o meno nel cielo, come saremo in cielo, non lo so. So che però se avessi coscienza vorrei che i miei cari fossero con me. È vero? Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo pregare con il cuore il Signore. Alleluia.